Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 12.000 euro in carriera. Agli ordini dello starter Fabio Caiti, le 5 partecipanti. 1 Dada Sa Pietro Gubellini, 2 Dedemar Adriano Scatolini, 3 Duana Ciak SM Loris Farolfi, 4 Damaris Griff Andrea Farolfi, 5 Dakota Dei Rum Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Start che prende velocità e le lascia con Damaris Griff che scavalca in breve Dada Sa. Terza posizione si sistema subito il 2 di Dedemar, la quale precede Duana Ciak SM, alla retroguardia Dakota Dei Rum. E si vanno così a completare i primi 200 metri di corsa con la battistrada che li passa in un comodo 15:1. Damaris Griff all'avanguardia nei confronti di Dada Sa, poi in terza posizione Dedemar, la quale precede Duana Ciak SM e Dakota Dei Rum. La fila indiana con sempre a condurre la figlia di McGrace SM che passa in 31:1 i primi 400 metri di corsa e approccia la curva di sinistra sempre in totale scioltezza. In seconda posizione segue sempre Dada Sa, la quale precede Dedemar, Duana Ciak SM e Dakota Dei Rum. 47:9 i lentissimi 600 metri di corsa iniziali. E davanti alle tribune non cambia nulla, con Andrea Farolfi che continua a fare quello che vuole in salchi alla battistrada. C'è un 32 di secondo quarto, 1:3:1 la metà gara. Si accelera ora leggermente lungo la curva di destra, tanto che Dedemar ha già perso un paio di lunghezze dalla scia di Dada Sa, la quale si mantiene incollata alla schiena di Damaris Griff, la quale ha fatto 1:18 primo chilometro, ma con una frazione in 14:9. Si va sulla retta opposta alle tribune con la leader sempre comoda in avanti, 14:5 la retta di là. Dada Sa che per il momento fa fatica a tenere la scia di Damaris Griff, la quale allunga a metà della piegata conclusiva. Damaris Griff in netta evidenza nei confronti di Dada Sa che prova a riorganizzarsi, poi sempre Dedemar, Duana Ciak SM e Dakota Dei Rum, la retta d'arrivo, con Damaris Griff che si allunga e vince nettissima nei confronti di Dada Sa, mentre per il terzo posto Dedemar probabilmente riesce a contenere il tentativo di Duana Ciak SM, che è stata l'unica che ha provato a spostare dalla corda. 28:4 ad arrivare, 1:15:3 il ragguaglio cronometrico. Facilissimo assunto in percorso di testa di Damaris Griff, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, i colori del signor Antonio Favilla Costucosta per la figlia di McGrace SM.